Buongiorno, benvenuti e bentrovati al nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Telecolor. Anche oggi pronti a sfogliare, leggere i quotidiani per capire insomma cosa sta succedendo. Ricordiamo oggi, tra l'altro escono i quotidiani, ma i giornalisti sono in sciopero, quindi insomma domani diciamo, non saranno aggiornati ovviamente i quotidiani, quindi vediamo oggi come si fermano, poi li rivedremo tra un paio di giorni. Partiamo insomma dal Corriere della Sera. Oggi insomma il racconto cammina, diciamo, su un paio di notizie principali. Come sempre la prima è la proposta diciamo, è ricevuta solo in parte da parte di Putin, riguardo appunto la tregua tra Russia e Ucraina. Il conflitto, è intervenuta l'Unione Europea, è intervenuto gli Stati Uniti, anzi prima gli Stati Uniti poi il piano dell'Unione Europea. Adesso la risposta di Putin, che comunque mantiene ancora una linea dura, così come titola il Corriere della Sera in apertura. Poi la politica, insomma anche qui continuano gli scontri, diciamo gli attacchi tra maggioranza e opposizione. Adesso è sullo scontro, diciamo incontro e confronto politico tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, che dovrebbe avvenire nella Kermesse di Atreju, che ogni anno raduna il popolo di Fratelli d'Italia a Roma. Il caso Mediobanca, ancora il caso di aggiotaggio, un altro tema che scuote l'economia nazionale, e poi per quanto riguarda la regione, in questo caso, ma anche il paese, i temi del ponte. Allora andiamo a vedere tutto in pagina. Cominciamo con, dicevo, il Corriere della Sera, la linea dura di Putin, il titolo principale. Crosetto annuncia una legge per la leva volontaria. Questo è diciamo un altro dei temi che emerge in questi giorni, però ritornando alla questione ucraina, le parole dello zar sono ferme, diciamo noi ce ne andremo, ci ritireremo se gli ucraini lasciano i territori sarebbero quelli del Donbass. Risoluzione per la pace e l'Unione Europea che bacchetta gli Stati Uniti. Parlavamo prima della politica, venga con Conte, l'ira di Schlein così no. Questo è, diciamo, in sintesi, insomma, con una mossa a sorpresa Giorgia Meloni ha detto sì al dibattito ad Atreju con Elly Schlein, che l'aveva chiesto perché era stata invitata, dice io vengo solo se posso confrontarmi con la Premier, però poi ha aggiunto ritengo che il confronto debba partecipare anche Conte, ma la leader Dem reagisce così è ridicolo. Perché la Premier vuole Conte, così è uscita, diciamo, dall'angolo? Perché l'anno scorso è stato invitato Conte, anzi per 2 volte consecutive è stato invitato Giuseppe Conte, anche quando era Presidente del Consiglio, e non ha mai avuto un confronto appunto con Giorgia Meloni. Ancora la natalità, allarme di Mattarella, il calo inciderà sui conti pubblici. Ieri gli stati generali della natalità, a cui ha partecipato appunto il Presidente della Repubblica. E ancora sul Corriere della Sera il caso Mediobanca, indagati Lovaglio, Caltagirone e Milleri per la scalata appunto a Mediobanca, MPS, l'imprenditore Francesco Caltagirone, il presidente di Luxottica e Delfin Milleri, e appunto la D di MPS Luigi Lovaglio, indagati a Milano per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Loro rispondono, dice siamo corretti. Ieri c'è stata anche una notizia che riguarda il caso di Garlasco. Dopo la perizia sul DNA sembrano siano state trovate tracce di DNA tra le unghie di Sempio, cioè tracce diciamo della vittima. Chiara Poggi aveva appunto addosso tracce di DNA appunto di Sempio, lui continua a definirsi innocente. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, la scalata MPS Mediobanca, manipolato il mercato, la Procura di Milano indaga per aggiotaggio, Caltagirone, Milleri e Lovaglio, perquisizione della finanza, i titoli che scendono in borsa e poi le ombre sul governo. Sembra che potesse esserci anche un accordo, almeno questo è quello che raccontano le cronache dei giornali. Meloni confronto anche con Conte e Schlein risponde, lei, Giorgia Meloni, scappa, e poi il piano di pace degli Stati Uniti, parla Putin, Kiev si ritiri dal Donbass. Il ponte lo troviamo anche
anche qui diciamo, sulla prima pagina della Repubblica, la Corte dei Conti e tutti no al ponte sullo Stretto, un approfondimento ben curato dai colleghi Antonio Freschilla e Alessia Candido. Andiamo a vedere invece La Stampa, eccolo qua, scusate, il titolo d'apertura: Putin tratto alle mie condizioni, il capo del Cremlino pronto a discutere il piano degli Stati Uniti, la Casa Bianca conferma la missione a Mosca, tutto il Donbass o non ci fermiamo, Kiev fuori dalla NATO. Queste insomma sono le regole, diciamo i diktat che impone il presidente della Russia, Vladimir Putin. Leone il sultano. Perché questo titolo? Perché il Papa è andato in visita in Turchia, ha incontrato il presidente Erdogan, ovviamente le parole che veicola sempre il Papa sono parole di dialogo e di pace, quindi non cedere alle derive bellicistiche, servono personalità di dialogo, quindi appunto il Papa che ritorna su questi temi cari ovviamente alla Chiesa. Andiamo a vedere Avvenire, quotidiano della CEI, quotidiano dei Vescovi, le mine dello zar, sulla potenziale trattativa pesa ancora il malcontento del Cremlino per le recenti fughe di notizie. Putin è disponibile a trattare sul piano americano solo se Kiev si ritirerà dal Donbass. Mosca dice non attaccheremo l'Europa, ma minaccia ritorsioni se si utilizzano i beni russi. Questa è l'apertura di Avvenire, che poi a centropagina mette il Papa, la visita del Papa in Turchia, insieme per un mondo migliore, la prima tappa di Leone XIV, il paese sia un fattore di stabilità. Andiamo a vedere subito i quotidiani economici, perché il Sole 24 Ore apre con il mercato dell'auto in crisi, e poi le foto delle inchieste MPS Mediobanca. Auto europee sempre più made in China, Volkswagen e Mercedes pronte a produrre elettriche direttamente in Cina, l'obiettivo è non perdere o conquistare quote di mercato nel paese asiatico. Quindi questo è l'allarme dell'automotive europeo. Poi vedete qua l'inchiesta: scalata MPS Mediobanca, intanto alla Procura di Milano, la reazione della borsa è pesantissima, il titolo perde il 4,5%, quindi con ingenti diciamo, ripercussioni sul mercato azionario. E poi Natixis e AXA si rinforzano, le mire francesi su Generali. Questa è una potenziale nuova scalata nel settore assicurazioni. Questo è il quotidiano Il Sole 24 Ore. Andiamo su Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. Vedete anche qui bufera sulla scalata MPS, ipotesi di ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio su un concerto nel OPS su Mediobanca. Faro, scusate, anche sul collegamento delle azioni di Siena, pesanti due titoli a Piazza Affari, e quindi insomma la notizia diventa notizia da prima pagina. E ancora andiamo a vedere invece qualche quotidiano politico nei titoli principali. Dopo Francia e Germania, questo è il Giornale, scudo spaziale leva, l'Italia si riarma, Crosetto propone il servizio militare volontario e Leonardo vara il Michelangelo Dom antimissile. Putin, poi la questione della Russia e dell'Ucraina e del piano degli Stati Uniti. Putin dice discuteremo il piano con gli Stati Uniti. È molto più chiaro in questo racconto il quotidiano Il Manifesto, perché il Manifesto titola così, guardate, fuori i secondi, il Manifesto quotidiano di estrazione ovviamente di centrosinistra, si definisce quotidiano comunista. Fuori i secondi perché? Perché Putin vorrebbe direttamente dialogare con gli Stati Uniti senza l'intermediazione dell'Unione Europea. Discuto solo del piano presentato dagli americani. Putin parla per la prima volta della possibile pace, ma ignora ogni proposta europea. Mi basta trattare con Trump, il Donbass lo vede già suo, dice gli ucraini si ritirano, e intanto Francia e Italia dopo le armi pensano alle truppe, quindi la leva volontaria, servono ovviamente uomini. Tema che diciamo, mette in prima pagina anche l'Unità, torna alla leva obbligatoria, Italia, Francia e Germania pensano alla guerra, questo scrive
Piero Sansonetti sull'unità, insomma in qualche modo semplificando e probabilmente in estrema sintesi, però diciamo il tema c'è tutto. Perché? Perché appunto si pensa diciamo alle questioni che riguardano appunto la guerramania, come titola il quotidiano La Verità. Guerramania, torna la leva anche in Italia, dopo Germania, Macron lancia un piano per 50.000 arruolamenti l'anno, Crosetto prepara la norma e poi Putin assicura invece che non ci sarà un attacco in Europa, pronto a fermare la pace con Kiev se Kiev si ritira dal Donbass. Ma vediamolo dalle pagine che cosa vuol dire questa storia della leva. Prendiamo il Corriere della Sera, diciamo un po' su tutti, il ritorno della leva, la mossa di Crosetto, ma su base volontaria. Diciamo, il DDL del ministro sarà pronto tra poco, lo ha annunciato, cosa prevede? Ecco, come sarà? Lo vediamo nell'altra pagina. Come potrebbe funzionare? L'ipotesi è una riserva di 10.000 volontari che verrebbero richiamati solo in caso di circostanze eccezionali, come guerra, calamità e crisi internazionale. Quindi questo è, diciamo, quello su cui si discute. Una forza ausiliaria on demand da impiegare all'occorrenza insieme all'esercito, quindi da affiancare a quelle che sono le nostre forze armate regolari. Andiamo subito invece a vedere un'altra prima pagina, che è la prima pagina di Libero, anzi no, scusate, del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano ovviamente su inchiesta ed economia diciamo, ha sempre i fari accesi, quindi l'inchiesta bomba sulla scalata di MPS Mediobanca. Perché vi faccio vedere questa pagina, la scalata senza OPA, perché Caltagirone e Company avrebbero sottoscritto dei patti occulti d'accordo con il governo. Questa è l'ipotesi del Fatto Quotidiano, del quotidiano vicino ovviamente al Movimento 5 Stelle, quindi in questo caso contro il governo Meloni. Sarebbero i nuovi furbetti, le perquisizioni dei PM di Milano per il risico bancario, indagati appunto i tre, Caltagirone, Lovaglia e Milleri, aggiotaggio e ostacoli alla vigilanza. E qui le foto di tutti i protagonisti. Su questa prima pagina noi ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa a sfogliare i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, lo facciamo sfogliando adesso i quotidiani regionali, ci occuperemo anche della notizia che abbiamo trovato ovviamente tra le pagine dei quotidiani nazionali, che riguarda strettamente la Sicilia, che è la questione del ponte, ma vedremo insomma anche avanti insomma, con la nostra rassegna stampa. Eccola qua, la prima pagina della Sicilia, quotidiano con il quale apriamo la nostra rassegna stampa regionale, che apre con il rapporto Svimez, che segna dei punti positivi per la Sicilia, soprattutto sull'economia, ma è un boom che non trattiene, come titola il giornale. Il capitale umano scappa via, l'isola cresce più di tutti, ma la fuga continua, e poi c'è l'impatto delle mafie nell'economia. Sicilia tra nuova ripresa e vecchi paradossi. Il sud cresce anche più del resto del paese in termini di PIL e occupazione, l'isola traina questo boom, ma non si arresta la fuga dei giovani, anzi l'esodo aumenta. Sono i numeri e le contraddizioni che vengono fuori dal rapporto Svimez 2025, che misura anche l'impatto delle mafie sull'economia. Abbiamo visto la questione della Corte dei Conti in qualche titolo sfogliando i giornali nazionali, ambiente, contratto e tariffe, tutti no al ponte sullo Stretto. E poi un'altra notizia, anzi altre due notizie, diciamo, che stanno in pagina e che rivestono molta attenzione nel racconto della cronaca di oggi. Una è quella che riguarda il caso Mondello, sollevato dal deputato Ismaela Vardera, la regione verso la revoca della concessione alla Italo-Belga, la società che gestisce da tantissimi anni, quasi un centinaio di anni, la spiaggia di Mondello, contestati servizi affidati alla ditta interdetta per mafia, ora ultimatum per 10 giorni. E poi questo retroscena, una lettera scritta dal deputato Tommaso Calderone al presidente della regione Renato Schifani, deputato nazionale Tommaso Calderone, nel quale
nella quale invita a rimuovere l'assessore Daniela Faraoni, perché protagonista di incontri con Cuffaro, nella quale si parlava appunto di sanità regionale. Cuffaro oggi è indagato in questa inchiesta per corruzione, è tra gli indagati in questa inchiesta per corruzione appunto della Procura di Palermo, inchiesta della Procura di Palermo, quindi secondo Calderone non può restare assessora. Allora vediamola questa lettera, che cosa dice, poi vediamo il ponte, i summit con Cuffaro, non può fare l'assessore, scrive appunto Tommaso Calderone in questa lettera riservata, potrebbe esserci una possibile sudditanza. Perché? Che cosa dice? La vediamo qua. La Faraoni, Daniela Faraoni, assessore alla salute della regione siciliana, è bene precisarlo, non è indagata e nemmeno coinvolta nei fatti che sono al momento oggetto dell'indagine della Procura di Palermo. L'incontro a cui fa riferimento Calderone in effetti è finito nel fascicolo della Procura, è avvenuto il 29 maggio del 2024 ed è stato registrato dalle cimici presenti a casa Cuffaro. L'oggetto della conversazione era il concorso per la stabilizzazione di alcuni ausiliari a Villa Sofia, finito questo sì nel mirino dei magistrati palermitani. In quell'occasione Cuffaro lamentava alla presenza di Faraoni lo scarso numero di posti disponibili. Quindi questo è, diciamo, l'oggetto del contendere, in questo caso diciamo, è l'oggetto su cui pone l'attenzione il deputato Tommaso Calderone, che avverte in qualche modo Schifani di questa possibile sudditanza. È una lettera riservata che il giornale ovviamente ha avuto, è entrata in possesso e l'ha pubblicata. Andiamo a vedere invece il ponte, lo prendiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, ponte sullo stretto. Viola habitat e direttive dell'Unione Europea. Il governo, ci sarebbero margini di chiarimento, queste le motivazioni della Corte dei Conti espresse poi diciamo alla CIPES, i magistrati, i motivi di interesse pubblico non risultano validati, disattesa una norma sugli appalti. Ovviamente il governo in qualche modo si difende, dice vedremo, insomma risponderemo punto su punto riguardo appunto questa questione che riguarda il ponte sullo stretto. Andiamo a vedere come affronta il tema del ponte sullo stretto il giornale Sicilia, poi ritorneremo sulla Sicilia. No al ponte perché viola l'habitat naturale, le motivazioni dello stop alla Corte dei Conti, chiariremo tutto. Anche qui il governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, dice siamo fiduciosi di poter individuare le opportune iniziative conseguenti anche sulla scorta dell'impegno profuso per riavviare la realizzazione del ponte secondo le modalità previste dalla legge. Quindi insomma in stand-by in realtà questa procedura. Ritorniamo sulla Sicilia ancora per vedere le pagine regionali diciamo, e le pagine provinciali. Le pagine provinciali, partiamo da Palermo, si parla appunto, ieri c'è stato un focus sul giornale sulle bellezze nascoste di Palermo all'interno della nuova redazione della Sicilia a Palermo, dalle contraddizioni alle potenzialità del capoluogo, appunto un incontro in redazione nel quale si è parlato di come potrebbe essere Palermo e con i suoi protagonisti, tra tutti c'era anche il sindaco La Galla, ma poi c'è la cronaca, furti in auto, sgominata una banda allo Zen con un marranzano tra i coinvolti, parente dell'autore della sparatoria mortale davanti a un pub della movida palermitana, quindi diciamo, uno dei protagonisti in negativo diciamo, della cronaca palermitana. E poi l'operaio morto al policlinico precipitato da un ponteggio, aveva 60 anni. Vediamo Catania invece, la Sicilia di Catania, ancora cronaca, cellulare e danni, Nico Pandetta, la detenzione movimentata, il trapper appena scarcerato è coinvolto in 2 processi a Palermo e a Catania. Il cantante catanese al momento ai domiciliari in una comunità terapeutica dovrà affrontare 2 procedimenti a Trapani e a Palermo. Uno riguarda il danneggiamento della parete di una cella dove con altri detenuti ha fatto un foro, l'anno prossimo invece dovrà affrontare
l'udienza predibattimentale. L'altra inchiesta riguarda l'acquisto e l'utilizzo di un cellulare mentre era recluso nel carcere Pagliarelli a gennaio 2024. I PM, i pubblici ministeri, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 35 persone. Addirittura sembra che Pandetta abbia pagato anche 1.000 euro per avere un telefono, abbia pagato e quindi coinvolto una guardia penitenziaria. Ancora, la fotonotizia a centropagina nella Sicilia di Catania. Il centro etnicos dopo 30 anni sarà riqualificato. Qui siamo a Mister Bianco, un ecomostro acquistato adesso da un imprenditore cinese, insomma, che ne farà ovviamente un centro commerciale. E poi il libro su Céline, questa è la polemica diciamo, sulla presenza sulla presentazione del libro di Bardèche con Lombardi, ex attivista di Casa Pound. Bardèche, noto neofascista, negazionista nel dopoguerra. L'incontro delle polemiche è stato spostato in una sede privata, in un hotel, non avrà il patrocinio del Comune di Catania, quindi diventa un incontro privato e il Comune si sfila dopo la locandina che ha creato tante polemiche. Andiamo a vedere ancora la pagina di Messina, eccola qua. Risanamento, sbloccati 5 alloggi, via libera in deroga per un'abitazione per i nuclei familiari in grave disagio. Anche qui il tema era il risanamento della baraccopoli, erano rimaste fuori alcune famiglie che sono stati, dopo uno scontro anche politico tra la sottosegretaria Siracusano, Matilde Siracusano, e il sindaco Basile, il sindaco di Messina, sono stati sbloccati degli alloggi e quindi queste famiglie troveranno casa. E poi conferita la laurea a Paola Cortellesi nel cortile dedicato a Lorena e Sara. Chi sono Lorena e Sara? Lorena 40 e Sara Campanella, le due vittime di femminicidio proprio a Messina. E qui la foto della laurea che vediamo meglio, anzi vedremo meglio in prima pagina sulla Gazzetta del Sud. Eccola qua. La foto che riguarda la rettrice Giovanna Spatari e l'attrice Paola Cortellesi, che ricordano entrambe Lorena e Sara. Qui invece è il cortile intitolato appunto alle due vittime di femminicidio. La Laura Cortellesi, ricordando Lorena e Sara, dicevamo mattinata ricca di emozione all'università, prima la consegna ufficiale della pergamena alla popolare artista, poi l'intitolazione del cortile alle due studentesse. Ancora, la Sicilia cresce, eccolo qua. La Sicilia cresce, preoccupano la fuga dei giovani e i dazi statunitensi. Anche qui insomma si fa l'analisi del rapporto Svimez 2025. E poi il ponte invece in apertura del giornale della Gazzetta del Sud, ecco perché la Corte ha detto no, violate direttive dell'Unione Europea su ambiente e appalti. I magistrati contabili spiegano la bocciatura della delibera del CIPES che avrebbe dovuto dare il via libera alla costruzione dell'opera. Palazzo Chigi, quindi dice le motivazioni saranno oggetto di un attento approfondimento, e il Ministero dei Trasporti invece è già al lavoro per superare tutti i rilievi. Vediamo prima di chiudere anche la Repubblica di Palermo. L'apertura è diciamo sullo stesso argomento affrontato dalla Sicilia, il PIL in crescita che non ferma l'esodo dei laureati in Sicilia, quindi sul rapporto Svimez, sull'economia isolana l'effetto del PNRR, del superbonus edilizio, ma negli ultimi 4 anni sono partiti, pensate, 44.000 giovani e resta l'allarme povertà. La concessione ovviamente verso la revoca di concessione ai lidi di Mondello è un'altra notizia che troviamo di spalla sulla Repubblica di Palermo, e dopo le audizioni in commissione antimafia, anzi la polemica sollevata dal deputato Lavardera, che diciamo gli ha anche come dire, in qualche modo l'ha anche costretto ad avere la scorta, poi le audizioni in commissione antimafia nazionale e regionale, e adesso la regione avvia la procedura di revoca, quindi una notizia in qualche modo storica. Ma c'è anche questa notizia da approfondire: le pagelle della sanità a Messina tese record per una ambulanza. Vediamolo dentro in pagina, perché insomma i numeri sono impietosi. Guardate qua, bocciata la Sicilia dei ritardi, sono le pagelle del Ministero della Salute, ritroviamo
diciamo, la Faraoni, della quale abbiamo parlato prima, a Messina 25 minuti prima dell'arrivo dei soccorsi, quindi 25 minuti per un'ambulanza, e poi i tempi del pronto soccorso lunghissimi, 8 ore al Cervello di Palermo, record di abbandoni da parte dei pazienti. Insomma, ci sono tutti questi numeri messi in pagina, diciamo che raccontano e restituiscono una fotografia per niente edificante della sanità siciliana. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo appuntamento, diciamo, alla prossima, a domani mattina, insomma, sempre con la nuova rassegna stampa.